Quanto paesella il tuo paesello sardo? Paesella! Nello scorso episodio Condove è ascesa all'Olimpo dei paeselli e oggi le risposte ai vostri form mi conducono fuori dal continente, in un posto nel cuore della Gallura, con tante stradine e un solo bus. Nukis! Preparatevi perché questo episodio apre la versione Extreme e dato che il vino buono sta nelle botti piccole, partiamo subito da grandezza e abitanti. E per la versione Extreme 3 punti solo se siete sotto i 1000. Poco più di 300. Sono 3 punti paesello. E fu così che il borgo gallurese guadagnò 3 punti, ma supererà il baretto del paesello. E qui a Nukis ce n'è solo uno, ed era anche chiuso, quindi ci ha accolto una delle strutture ricettive migliori della zona, che è aperto solo per noi, il melograno. Qui abbiamo semifritto alle mandorle, questo cheesecake con il frutto di bosco, tiramisù, la panna cotta con le fragole. Wow. Adesso cucchiaini. Grazie mille, Younes. E con questo sono 2 punti confermati. Per Nukis sembra quasi una vincita facile, ma direi di rendere le cose più difficili con una terza categoria a sorpresa. Giovani al paesello. In un paesello di 300 abitanti ci saranno dei giovani? Come ti chiami? Ginevra, Posso chiederti com'è la vita qua al paesello, a Nukis? è bella, mi piace. Come raggiungi la scuola e come ti sposti per vedere gli amici? Principalmente in macchina, però per andare a scuola uso il pulmino. Quali sono le cose più belle del vivere a Nukis? Posso girare senza che magari ci sia qualcuno che possa farmi male. Vivresti mai in una città? No, no. Per la tua categoria di giovani al paesello, Roberta si merita i 2 punti? Sì. Ok, Roby, sono 7 punti, ma quanto è gentrificato il tuo paesello? C'è un sushi? Assolutamente no. C'è un cinema? No, Supermercato? no. Cosa c'è? A parte le strutture ricettive che ti ho mostrato, praticamente niente. Allora sono 1,5 punti in più bonus solo per te, che mi dirai anche cosa rende il tuo paesello il tuo paesello. Ok, Roby, grazie per averci fatto vedere Nukis. Grazie a te di essere venuto. Grazie mille, e posso dire che è un paradiso dei paeselli Grazie. e con un punteggio di 10 e lode su 10 incoroni Nukis nell'Olimpo dei paeselli sardi. Vuoi dire qualcosa al pubblico? Ciao. Ciao da Nukis e ci vediamo per altri paeselli. Grazie Alla mille, prossima. Roby. Alla prossima.